È il momento del Gran Premio Anact, divisione maschile, trofeo ragioniere Emilio Fregni, gruppo 1 ovviamente, in 11 al via dopo la defezione di Bonaparte Luis. Questo lo schieramento: 1 Barolo Rock, 2 Baccani, 3 Benur Risaia TRGF, 4 Big Business Arc, 5 Boltiger R, 6 Banderas B. In seconda linea 7 Balio Col, 8 Baresi F, 9 Ben Gurion Jet, 11 Big Gimel F, 12 Boccadamo. I favori in chiusura per Baccani, giocati anche Barolo Rock, Big Business Arc e Banderas B. Macchina che accelera, c'è stato subito l'incertezza di Risaia TRGF, mentre anche numero 3 Benur Risaia TRGF squalificato, ed è Barolo Rock che conquista subito il comando nei confronti di Big Business Arc, terza posizione lungo la corda numero per Ben Gurion Jet. Boltinger R squalifica anche per Boltiger R, mentre all'esterno avanza con decisione Banderas B che va all'attacco. Banderas B ottiene strada in 350 metri e sfila quindi Roberto Vecchione è deciso ad andare su Barolo Rock, che non ci ha pensato troppo, ha lasciato sfilare l'avversario, e in 32 Banderas B in vantaggio nei confronti di Barolo Rock, quindi Big Business Arc sbaglia più indietro anche Balio Col, rimangono praticamente in 5 all'avanguardia con 600 metri in 45,6. Numero 7 Balio Col, in vantaggio è Banderas B al passaggio davanti alle tribune, all'esterno si fa luce Baresi F e si trascina Ben Gurion Jet. Lungo la corda vanno Barolo Rock e Big Business Arc, mentre molto più indietro è Big Gimel F. 1 minuto e 3 decimi il passaggio agli 800, non cambia nulla tatticamente, con Banderas B che continua a comandare la gara, completa il chilometro in 1:15,1, va via sul passo Roberto Vecchione. In seconda posizione si mantiene Barolo Rock, poi Big Business Arc all'esterno. Ora la progressione in terza ruota di Ben Gurion Jet dopo il calo di Baresi F. Siamo a 400 alla conclusione, con Banderas B che si mantiene in vantaggio. Seconda posizione per Barolo Rock, poi Big Business. All'esterno si impegna Ben Gurion Jet, cavalli a metà della curva finale, cerca di allungare Banderas B per staccarsi dagli avversari. In seconda posizione però rimane Barolo Rock che cerca di avvicinarsi all'ingresso in addirittura d'arrivo, poi anche Big Business Arc, ma c'è solo un cavallo ed è Banderas B che nel finale allunga per isolarsi e vincere facile su Big Business Arc, che controlla Barolo Rock, che aveva allargato un 28,5 a chiudere, ma 1:13,4 il ragguaglio conclusivo. 1:13,4 che è sicuramente il record per un cavallo di 2 anni a Bologna. Il precedente record era di Arescaf 1:14,3 e Roberto Vecchione, per conto di Holger Ehlert della scuderia Regina Orsis e ovviamente dell'allevamento Biesuzzi, viene a vincere il Gran Premio Anact maschile. Un tempo davvero di assoluto valore che segna anche, andiamo a controllare, ma dovrebbe essere il record per Banderas B, che restava su un primato di 1:14,7, quindi migliora di oltre un secondo. Roberto Vecchione in sediolo a Banderas B, ora in premiazione.